Giulia ha lottato per 22 minuti, le sue ultime ore nell'ordinanza di custodia cautelare. Il suo carnefice ha agito in 2 fasi, prima nel parcheggio, poi a Fossò. Per il giudice Turetta è pericoloso, potrebbe uccidere altre donne. Il 22enne in isolamento, trasmessa alle autorità tedesche la richiesta di estradizione in Italia. A Vigonovo e Saonare è stata esposta una gigantografia di Giulia. Nel comune padovano verranno celebrati i funerali presieduti dal vescovo di Padova. La celebrazione della Madonna della Salute a Venezia, trasmessa in diretta da Antenna 3, il patriarca ha ricordato Giulia: dobbiamo opporci a una società che vede la donna come oggetto. Tra i fedeli in pellegrinaggio alla Chiesa della Salute, il messaggio del patriarca contro la violenza sulle donne è accolto con la preoccupazione per una società percepita come sempre più violenta. Ha ucciso la moglie Cinzia Luison fracassandole il cranio con una bottiglia. L'ex autista CTV Giuseppe Pitteri andrà a processo. Affluenza incessante dalle prime ore del mattino alla Basilica per la Madonna della Salute. Venezia ha vissuto così, tra fede e tradizione, una delle giornate più attese e sentite dell'anno. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo la cronaca, ancora in primo piano, lo avete sentito, Filippo Turetta è pericoloso, potrebbe uccidere altre donne. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in cui emergono dettagli. Filippo Turetta deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale, evincibile dall'inaudita gravità e manifesta disumanità che ha mostrato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. Si legge anche questo nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia, che evidenzia anche come sussista il pericolo che il 22enne reiteri condotte violente verso altre donne. Per il giudice, inoltre, l'inaudita ferocia nei confronti di Giulia ne dimostra anche la totale incapacità di autocontrollo. Ma la misura della custodia cautelare in carcere è necessaria anche per il rischio di alterazione delle prove, dato che, si legge ancora, l'indagato ha abbandonato il cadavere in un luogo impervio per evitare che venisse ritrovato, rendendo più difficoltoso l'accertamento della dinamica del fatto. E visto che ha fuggito per giorni fino all'arresto in Germania, sussiste infine il pericolo di fuga. Dalle carte emerge poi una nitida volontà di uccidere, un'aggressione che è avvenuta in 2 fasi. I ragazzi avevano trascorso parte del pomeriggio al centro commerciale di Marghera cenando al McDonald's, dove tra l'altro era stata Giulia a pagare, come dimostrano i resoconti bancari. Poi si sono diretti a Vigonovo ed è stato lì, nel parcheggio a 50 metri dall'abitazione della ragazza, che è avvenuta la prima aggressione. Turetta l'ha colpita a calci mentre era a terra, tanto da farle gridare "mi fai male", come riportato da un residente che ha assistito alla scena e chiamato le forze dell'ordine. Sono le 23:18. È qui che sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri senza manico, oltre che un'impronta di scarpe sporca probabilmente di sangue. Poi Giulia viene costretta a salire in auto, la bocca tappata dallo scotch, e si dirige nella zona industriale di Fossò. Dalle immagini delle telecamere qui si vede Giulia che, ferita ma non gravemente, riesce a fuggire. Turetta però la insegue scaraventandola a terra, facendola cadere all'altezza del marciapiede, dove sono state poi trovate le chiazze di sangue, capelli e un pezzo di scotch. Poi il silenzio. A quel punto il 22enne la muove, va a prendere l'auto e carica la ragazza probabilmente nel sedile posteriore, iniziando la sua fuga. Sono le 23:40. Per 22 minuti Giulia ha cercato di difendersi in ogni modo, ma la furia del suo assassino è stata più forte. Credo che il procuratore stia facendo il lavoro che deve fare, noi lo rispettiamo e non possiamo che restare nella condizione di attendere i primi accertamenti non ripetibili che saranno effettuati e poi con calma tutto quello che verrà. Ci sarà un tempo per tutto. Io direi di essere prudenti, tranquilli, aspettarli. Noi siamo qua per arrivare l'ho detto più volte anche in casa, ad avere una sentenza giusta per Giulia. Intanto è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare Turetta al nostro paese, mentre lui resta in una cella di isolamento come modalità di detenzione consueta per i detenuti in custodia cautelare in Germania.
Una gigantografia di Giulia Cecchettin a Saonara e Vigonovo, e proprio a Saonara saranno celebrati i funerali della 22enne. Il volto dolce di Giulia che guarda verso l'orizzonte, la spensieratezza dei suoi 20 anni mentre si dondola leggera, è l'immagine scelta dalla famiglia Cecchettin per la gigantografia che è stata affissa davanti al municipio di Vigonovo, il paese dove viveva la 22enne, e a Saonara sulla facciata della biblioteca pubblica. A Saonara, nella chiesa di San Martino, saranno celebrati i funerali di Giulia non appena verrà dato il nulla osta dopo l'autopsia. Una parrocchia, quella di San Martino, a cui la famiglia Cecchettin era molto legata, come spiega la sindaca Michela Lazzaro. Noi amiamo Giulia, l'amiamo, gli vogliamo bene la sua famiglia. La conoscevamo perché Giulia è cresciuta qui a Saonara, ha frequentato le scuole, ha frequentato la parrocchia, era molto attiva come tutta la sua famiglia, conoscevamo molto bene la mamma Monica e quindi il desiderio appunto era quello di fare il funerale qui a Saonara. Noi siamo pronti ad accogliere questo ultimo saluto che tutta la comunità, non solo saonarese immagino, perché credo che sarà un funerale molto partecipato, siamo pronti ad accogliere Giulia qui e darle l'ultimo saluto. A presiedere la cerimonia funebre il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, insieme a Don Francesco Monetti, parroco di Saonara. Giulia poi riposerà nel cimitero del paese accanto a mamma Monica, scomparsa un anno fa, a cui era molto legata, come si vede nella foto che le ritrae quando Giulia era bambina. La gigantografia di Giulia verrà esposta fino a fine mese, ha detto il sindaco di Vigonovo Luca Martello. Da parte dei sindaci di questi comuni è forte la volontà di portare avanti azioni concrete di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non solo in occasione del 25 novembre. Noi per esempio già qui a Saonara venerdì avevamo in mente di organizzare una serata dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Ma ne faremo ancora di più perché comunque bisogna dare un segnale forte che, come ho visto, sta partendo già dalle istituzioni, abbiamo visto, ma che spero scuota anche le coscienze anche di noi genitori, di noi adulti, e dobbiamo un po' aprire gli occhi nei confronti dei nostri figli. Il monito arriva soprattutto da quello sguardo dolce di Giulia, che in quella gigantografia sembra guardare al suo futuro, un futuro che le è stato negato e tolto in modo barbaro. E durante la celebrazione della Madonna della Salute il Patriarca ha voluto ricordare Giulia Cecchettin. Il dramma dell'assassinio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta è risuonato forte anche nelle parole del patriarca Monsignor Francesco Moraglia durante la festa della Madonna della Salute in Basilica. Il patriarca ha ricordato durante la messa di aver ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza da tutta l'Italia, stamattina anche dalla Calabria, e riproposto invece l'esempio di Maria, a conferma di come la figura femminile debba essere un cardine della nostra società e del dono della vita. Di Giulia il patriarca ha parlato ieri sera a cuore aperto anche ai giovani. Viviamo un periodo difficile, le guerre ci preoccupano, quelle maiuscole perché sono più vicino a noi e forse anche focolai potenzialmente più di guerre internazionali, ma ci sono tante guerre che non conosciamo. Poi queste situazioni che viviamo anche come società italiana, in cui le donne vengono trattate come oggetti, ecco, e questo è un problema per noi tutti perché vuol dire che non siamo ancora una società in cui il rispetto e l'amore e la verità riescono a stare insieme. Ieri il patriarca ha parlato ai giovani. Sì, erano più di 1000 giovani. È stata occasione per una riflessione sulle domande che Gesù pone, partendo proprio dal Vangelo di Giovanni, ma anche è stata occasione per poter parlare a loro a cuore aperto di questa vicenda così triste che ha segnato non solo i nostri territori, ma tutta l'Italia. Contrasteremo la violenza contro le donne con tutte le nostre forze, così il prefetto di Venezia, Michele Di Bari. E la liturgia di oggi del Patriarca Moraglia è stata davvero centrata sulla donna, sulla salute, sulla donna, sul rispetto della donna, e credo che sia un tema che dobbiamo coltivare ogni giorno,
anche per essere vicini alla famiglia che ha perso la povera Giulia. È la prima festa della salute per Michele Di Bari, prefetto di Venezia da nemmeno un anno, ed è una festa profondamente segnata dal barbaro assassinio di Giulia Cecchettin e più in generale dalla tragedia dei femminicidi. Un omicidio, quello della studentessa universitaria di Vigonovo, che ha colpito anche per essere maturato in un ambiente di giovanissimi. La violenza purtroppo non ha età, la violenza si insinua in determinate persone e noi dobbiamo contrastare a tutti i costi, con tutte le nostre forze, anche attraverso percorsi culturali incisivi, perché questi episodi tragici, spaventevolmente tragici, non avvengano più. È preoccupato, questo è dal suo osservatorio. Secondo lei c'è un imbarbarimento della società in questo senso? Io credo che ci sia non un imbarbarimento, ma alcune situazioni che vadano davvero seguite, perché attraverso soltanto un'azione di prevenzione forte noi possiamo evitare questi fenomeni deprecabili. E tra i fedeli in pellegrinaggio c'è preoccupazione per una società percepita come sempre più violenta. Di dove siete? Vigonovo. Sa che oggi Monsignor Moraglia ha parlato proprio di Giulia, ha ricordato i 103 femminicidi che ci sono stati. Bene, mi fa piacere, cioè, non so neanche cosa dire, perché è una tragedia che continua da troppo. L'assassinio di Giulia Cecchettin e il dramma dei femminicidi sono stati al centro del messaggio del cardinale Monsignor Francesco Moraglia in occasione della festa della salute. E tra i fedeli giunti a Venezia da tutto il Veneto c'è anche chi, come questa signora, è arrivata proprio da Vigonovo. Conoscevo la mamma perché abbiamo le ragazze della stessa età, la mia grande ha fatto anche un primo anno con Elena ed erano ragazze meravigliose e una famiglia straordinaria, veramente, e si è visto, credo. Il messaggio di amore e di rispetto che arriva dalla Chiesa incontra l'apprensione e l'inquietudine dei fedeli per una realtà che genera più di un'apprensione, in questo caso per le nuove generazioni. C'è molta crudeltà in questo periodo, troppa. Bisogna fare qualcosa per fermare. Bisogna stare dietro ai ragazzi, altrimenti si sono lasciati liberi di fare quello che vogliono, è un problema. Però delle volte danno anche la colpa alle famiglie, ma alla fin fine la famiglia insomma non c'entra nulla, perché non penso che un genitore insegni al figlio di fare certe cose. Non è la colpa di chi? Delle famiglie, dei media, dei telefonini? Di tutto, della società, di internet, di troppe concessioni, di poca rigidità e insegnamento nelle famiglie, zero interessamento della scuola, di tutto. E purtroppo è la nuova società che avanza. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. Prenderà il via l'11 gennaio il processo a carico di Giuseppe Walter Pitteri, l'ex autista CTV accusato di aver ucciso la moglie Cinzia Luison nel loro appartamento a San Stino di Livenza, colpendola alla testa con una bottiglia di vino fino a fracassarle il cranio. Ieri l'udienza di rinvio a giudizio in cui il giudice ha preso la sua decisione accogliendo la richiesta della procura di Pordenone di mandare l'uomo a processo. La procura non ha ritenuto di svolgere accertamenti psichiatrici sulla capacità di intendere volere dell'uomo. Affluenza incessante poi fin dalle prime ore della mattina di veneziani e veneti alla Basilica della Madonna della Salute. Vediamo. Le porte della Basilica della Madonna della Salute a Venezia si sono spalancate dalle 5:30 di questa mattina. Migliaia di veneziani, veneti e anche fedeli provenienti da altre regioni hanno rinnovato così il loro pellegrinaggio alla Vergine in una delle feste più attese e sentite dai veneziani. Culmine della giornata, il solenne pontificale presieduto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che Antenna 3 ha trasmesso questa mattina in una lunga diretta, messa conclusa poi dalla benedizione alla città impartita dal Patriarca dalla scalinata all'esterno. Maria è il volto materno, sponsale della Chiesa, Maria è il mistero della Chiesa, non è il ministero, ma è il tutto della Chiesa. In questa prospettiva allora sia dal punto di vista ecclesiale sia dal punto di vista sociale dobbiamo porre il nostro sguardo sulla
risorsa che è la donna. Affidiamo la città alla Madonna, l'abbiamo fatto anche durante il Covid, lo facciamo sempre. Credo sia una festa davvero importante per la nostra città, ma penso per il paese. La Madonna come donna e come centro anche questa della nostra cristianità, per cui una festa molto importante. La fede e la spiritualità, ma anche la tradizione, in un legame forte tra le due basiliche di San Marco e della Salute. Il legame c'è non solo fatto di percorsi di fede, ma anche di architetture. Quindi c'è un legame di due istituzioni religiose che colloquiano, si parlano e danno proprio un senso di speranza. E con questo è tutto, ora vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione al centro-sud, giornata asciutta e stabile invece sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 22 novembre. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà infatti soleggiato su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. I venti saranno tesi da nord-est, le temperature in lieve e generale calo, minime tra 1 e 8 gradi, massime invece comprese tra 11 e 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, cielo in prevalenza limpido e sgombro da nubi. Soffierà bora moderata sulla costa, sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, come vediamo, con delle nubi alte in transito. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.